speranze, chiunque veda qualcosa lo segnali. Nuovo appello del papà di Giulia. La priorità, ha detto Gino Cecchettin, è fare il possibile per aiutare le forze dell'ordine. Continuano intanto le ricerche degli ex fidanzati scomparsi arrivate al quarto giorno. Oggi si sono concentrate ancora lungo la riviera del Brenta e nella zona industriale di Fossò. Gli zii di Giulia parlano della laurea della ragazza, forse è il motivo che avrebbe creato attrito tra i due giovani. Potrebbe essere stato consegnato agli investigatori il computer della giovane. Entro la fine del mese il centro di Mestre avrà una nuova piazza. Gli interventi di demolizione tra l'M9 e Piazzale Donatori di Sangue daranno alla città un nuovo spazio pubblico. Presidio della CGIL in stazione a Venezia in vista dello sciopero generale di venerdì. I cittadini sono sempre più poveri, accusa il sindacato, mentre la finanziaria taglia sempre più servizi e risorse. I sindaci di Venezia e Hiroshima hanno formalizzato un accordo per promuovere gli scambi tra le due città e stimolare la comprensione, promuovendo la pace nel mondo. A 78 anni dalla sua scomparsa, il marinaio pioggiotto Fulvio De Antoni riposerà nella sua città. Morto prigioniero in Germania, le sue spoglie sono state consegnate alla sorella Leda e al fratello Gilberto. Buonasera, eccoci in diretta, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Partiamo nuovamente dalla vicenda di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta. A stasera ancora non ci sono novità sul ritrovamento dei due ragazzi. Per tutto il giorno sono proseguite senza sosta le ricerche e il papà di Giulia ha fatto un nuovo appello. Ci colleghiamo in diretta con la nostra Ilaria Marchiori che con Sandro Ponchio sta seguendo ininterrottamente il caso. A te Ilaria, buonasera. Sì, buonasera Lina, buonasera ai nostri telespettatori. Al momento le ricerche qui nella zona da parte dei vigili del fuoco sono state sospese, ovviamente perché è buio, ancora non sappiamo se riprenderanno domani mattina oppure no. In queste ore e in questi giorni è stato un continuo divenire, l'angoscia è tanta soprattutto da parte delle due famiglie, la famiglia di Giulia e la famiglia di Filippo. Proprio oggi il papà di Giulia insieme ai due fratelli di Giulia, la sorella e il fratello minore, sono stati convocati nella caserma dei Carabinieri di Vigonovo, dopodiché lui ha lanciato un nuovo appello attraverso le telecamere. Sentiamo che cosa ha detto. Purtroppo non ho notizie da darvi, perché non mi hanno dato nessuna notizia in aggiunta a quelle che già sappiamo. Sono in costante lavoro e tutte le forze dell'ordine ci mantengono aggiornati per quel che possono, ovviamente. Adesso purtroppo ad oggi non ci sono nuove notizie. I giorni passano, ma di Giulia e Filippo non c'è ancora traccia. Stamane il papà della 22enne, la sorella e il fratello hanno trascorso parecchie ore nella caserma dei Carabinieri di Vigonovo. La priorità, ha detto Gino Cecchettin, è fare il possibile per aiutare le forze dell'ordine. Sto aiutando in tutti i modi a dare le informazioni che loro servono. Quello che posso dirvi è questo, altri elementi a me non li hanno dati. È stato ritrovato qualcosa, qualche elemento? Non è stato trovato nulla. Gino potrebbe aver portato agli investigatori della documentazione, forse un PC, ma non trapela nulla. Poi torna a ribadire l'importanza dell'appello lanciato ieri insieme ai genitori di Filippo Turetta, Elisabetta e Nicola, che si erano recati nella sua abitazione di Vigonovo. Rinnovo l'appello, quello che avevo già fatto l'altro giorno, perché non dobbiamo mai perdere le speranze e soprattutto dobbiamo avere fiducia che Giulia possa essere ancora con noi. Continuate a stare attenti con gli occhi, la ricerca dell'auto e soprattutto se li vedete date informazioni che siano utili. Ecco. È stata una giornata di ricerche che si sono concentrate soprattutto nella zona della Riviera del Brenta e poi anche nell'area industriale di Fossò, dove erano state riscontrate delle chiazze di sangue e dove lunedì gli uomini della scientifica erano proprio sul posto per tutti i rilievi. Ma ripercorriamo insieme questa giornata di ricerche.
Le ricerche continuano a 360 gradi oggi nella caserma dei Carabinieri di Vigonovo. Alle mie spalle un via vai continuo. Oltre ai familiari di Giulia sono arrivati i vigili del fuoco e poi i carabinieri, anche quelli del nucleo cinofili. Il cerchio sembra stringersi a determinate zone nel quarto giorno di ricerche di Giulia e Filippo, i due 22enni ex fidanzati compagni di università, scomparsi da sabato sera dopo aver trascorso il pomeriggio insieme. Questa mattina nella zona industriale di Fossò, a pochi metri dal punto in cui sono state trovate le macchie di sangue ancora da identificare, si sono riuniti per coordinarsi i vigili del fuoco e i carabinieri con i cani per capire dove dirigere le ricerche. Sopra le nostre teste sta sorvolando l'elicottero dei carabinieri. Il nucleo sommozzatori ha scandagliato varie zone della riviera del Brenta, compresa l'area di Paluello di Stra, dove già ieri erano stati con un gommone. L'elicottero ha sorvolato anche la statale Noalese e le aree adiacenti. Si presume sia la strada percorsa dalla Grande Punto Nera guidata da Filippo per lasciare la riviera del Brenta, raggiungere la provincia di Treviso, poi l'Alto Bellunese, dove lungo la Lemagna Ospitale è passata domenica mattina alle 9. Il transito infatti è stato registrato da una telecamera di sicurezza. Una fuga di oltre 400 chilometri che aumenta di giorno in giorno l'angoscia delle due famiglie. Nuove ricerche sono state effettuate poi nella zona industriale di Fossò, dove in via Prima Strada c'erano tracce di sangue e lunedì mattina gli uomini della scientifica per i rilievi, come racconta un testimone. C'erano queste macchine di sangue che non ho notato io perché sono arrivato tardi, cioè sono arrivato presto in fabbrica, 6:30, era ancora buio. C'erano queste macchie di sangue che finivano vicino al palo della luce, lì dove c'era una chiazza più grande. Qualcuno a piedi le ha notate, ha chiamato i carabinieri, sono arrivati subito, hanno chiuso la strada, entrambi i lati, e sono stati qui un paio d'ore, c'erano parecchi carabinieri. Ma agli inquirenti interessano soprattutto le immagini dello stabilimento di Dior, dotato di molte telecamere perimetrali sul tetto che inquadrano il piazzale dell'azienda, una a ogni angolazione, e secondo alcuni operai sarebbero le uniche operative 24 ore su 24. I carabinieri hanno già acquisito i filmati, mentre sono stati prelevati dei campioni di sangue mandati ad analizzare per un eventuale confronto di DNA con quello dei due ragazzi. E secondo almeno gli zii di Giulia la chiave potrebbe essere proprio il fatto che lei si dovesse laureare domani mattina alle 8:30 nell'Università di Padova. Probabilmente Filippo non accettava che lei che si laureasse prima perché poi probabilmente sarebbe andata via, non avrebbe potuto rimanerle accanto, e quindi la chiave potrebbe essere proprio qui. Ma oggi abbiamo raccolto un altro appello dello zio che gli dice tornate in caso festeggerete insieme. Io da qui restituisco la linea allo studio. Domani ci sarebbe la laurea, ma noi la faremo anche più avanti, insomma, se magari è quello a cui pensiamo, che Filippo abbia fatto questo per laurearsi negli stessi tempi e non vederla andare via, va bene comunque, si laureerà un po' più avanti e va bene comunque. La chiave del mistero della scomparsa di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta potrebbe essere proprio quella dell'università, della laurea di Giulia prevista giovedì mattina al Dipartimento di Ingegneria di Via Gradenigo a Padova, un percorso condiviso per i due giovani, ma che proprio dopo la laurea si sarebbe potuto dividere perché a Filippo mancavano ancora un paio di esami. Le parole di Andrea Camarotta, zio di Giulia, all'uscita della caserma dei Carabinieri di Vigonovo. Basta che tornino tutti e due e faremo la festa per tutti e due allora, perché anche Filippo merita, quando sarà il momento, di fare la sua festa di laurea insieme magari a Giulia. Un punto su cui è intervenuta anche la zia Elisa Camerotta, che ha riferito che Filippo non era contento che Giulia si laureasse perché temeva che si potesse allontanare da lui. Formalmente è stato congelato in queste ore l'iter per la laurea di Giulia. La ragazza, anche se risulta ancora prima dell'elenco dei laureandi previsti nella sessione di domani mattina, non ha completato l'ultimo adempimento amministrativo, quello dell'invia dell'ultima versione della sua tesi nel sistema dell'Università di Padova. Il Dipartimento padovano è comunque disponibile a discutere una possibile riammissione all'ultimo momento, vista la circostanza eccezionale. Noi siamo fiduciosi e cerchiamo la grande punto nera, la targa a memoria ora non la ricordo, sono in confusione, e cerchiamo i ragazzi.
Ecco. Crede che sia all'estero quest'auto? Non credo, no. Io non credo, però è una mia supposizione, non credo, per quanto poco insomma saranno state allertate le frontiere anche se non ci sono più. Ci fermiamo per un break rapidissimo, torneremo con altre notizie tra poco. Intanto naturalmente ringrazio Ilaria Marchiori e Sandro Ponchio per il collegamento. A tra pochissimo. Di nuovo in diretta dopo l'ampia finestra sulla vicenda di Giulia e Filippo. Andiamo avanti con le altre notizie. Entro fine mese il centro di Mestre avrà una nuova piazza. Vediamo come. In una decina di giorni o anche meno il manufatto sarà giù e poi la prima ricostituzione della pavimentazione per l'attraversamento per la fine novembre sarà tutto completato. È una piccola grande rivoluzione urbanistica nel centro di Mestre, la nuova tappa del percorso di sviluppo del distretto M9. L'abbattimento della palazzina Meucci, che procede a pieno ritmo, aprirà un ampio spazio pubblico, una nuova piazza, disponibile anche per attività ricreative, che collegherà la zona museale direttamente con Piazzale Donatori di Sangue, passando dietro il Palazzo delle Poste dell'ex Telecom e rendendo più aperto anche il passaggio verso via Carducci. Aggiunge una prospettiva nuova di visibilità, un accesso nuovo, rende il luogo più permeabile, più bello, più attrattivo, ma è parte di un intervento più generale con cui vogliamo che la città viva questo centro. Un intervento strategico di riqualificazione anche secondo il Comune di Venezia. L'assessore all'urbanistica Massimiliano De Martin lo definisce fondamentale per ampliare gli spazi frequentabili del centro città, creando uno spazio attivo e vivace. Questa è una cosa che avevamo già pensato proprio nell'approvazione della delibera dell'ex Palazzo Telecom, proprio la demolizione all'epoca con gli investitori nell'acquisizione della stessa palazzina, per far sì che questa diventasse un'unica piazza. Purtroppo abbiamo ancora qui davanti dei vecchi edifici che attendono di essere, come dire, rinnovati e integrati con tutto il compendio dell'M9. Altre novità nell'area riguardano un nuovo locale in Piazzetta dell'Albero e una gradonata nel lato nord della Corte Brentavecchia, oltre ad ulteriori interventi al chiostro. L'inserimento di alcuni elementi di verde per scaldare l'ambiente e alcuni luoghi di postazioni di lavoro o di sosta con delle sedute che possono essere usate dalle persone per passare il tempo, per delle riunioni, per una lettura di un libro, per incontrarsi. In stazione a Venezia invece presidio della CGIL in vista dello sciopero generale di venerdì. Secondo Eurostat, l'anno scorso il 63% delle famiglie italiane ha faticato ad arrivare a fine mese. È il dato peggiore d'Europa. Per l'Istat, la povertà ormai colpisce in Italia più di 5 milioni e mezzo di persone ed è in questo contesto che, secondo CGIL e UIL, il governo sta decidendo di tagliare pesantemente la spesa pubblica. I due sindacati hanno indetto per venerdì lo sciopero nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori del comparto pubblico, istruzione e ricerca, igiene ambientale, poste e consorzi bonifica. A Venezia un presidio della CGIL sul piazzale della stazione Santa Lucia per ricordarne i motivi. Questa finanziaria sta uccidendo i servizi pubblici, li sta massacrando sul piano della mancanza di risorse, sul piano delle mancate assunzioni, sul piano del mancato rinnovo dei contratti. E le lavoratrici e i lavoratori del pubblico impiego dicono basta a questa manovra che sta uccidendo i loro servizi, sta uccidendo anche loro dal punto di vista economico e di vita professionale e di vita sociale. In contemporanea allo sciopero, in Veneto, venerdì si terrà una manifestazione regionale a Padova, tra i settori in difficoltà la scuola. Il comparto della conoscenza è quello che nel pubblico impiego ha gli stipendi più bassi e non parliamo poi se dovessimo fare un confronto con quelli che sono gli stipendi dei colleghi europei. Solo nel comparto della scuola noi quest'anno abbiamo avuto, nonostante i proclami del Ministro, più di 200.000 precari. La precarietà sta entrando a far parte nella vita dei giovani fin dai banchi di scuola. Ci troviamo in una scuola dove il diritto allo studio non sempre ci viene garantito e ci sono anche gravi problemi di edilizia all'interno della scuola. La sanità è un altro nervo scoperto. Per CGIL e UIL manca un piano straordinario di assunzioni e viene confermato il tetto di spesa per il personale. Il settore si trova nel mezzo di una privatizzazione sempre meno strisciante e sempre più galoppante. Illegalità nei cantieri, dura presa di posizione dell'Associazione dei costruttori edili di Venezia.
Le irregolarità scoperte dal nucleo carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro in alcuni cantieri del Veneziano confermano, secondo l'ANCE, quanto da tempo denunciato dall'Associazione dei Costruttori Edili. Quello che per la delicatezza e l'intrinseca pericolosità di alcune lavorazioni richiederebbe particolare qualificazione e competenza, si rivela invece un settore aperto, nel quale chiunque può improvvisarsi operatore senza che vi sia alcun filtro o selezione d'ingresso. Benvengano dunque i controlli delle forze dell'ordine, degli altri enti preposti, benvengano le sanzioni anche pesanti che colpiscano chi si rende responsabile di violazioni così grandi a regole fondamentali e per questo merita di essere espulso dal mercato. Nel mirino dell'associazione guidata a Venezia da Giovanni Salmistrari c'è la nascita incontrollata di quelle che vengono definite pseudo-imprese, prive di qualunque professionalità o affidabilità, che prosperano sul mancato rispetto delle regole, prime tra tutte quella sulla sicurezza sul lavoro o sul trattamento dei lavoratori. ANCE Venezia, con i propri enti bilaterali, è in prima linea, sempre sia sul fronte della formazione per la sicurezza, sia sulla visita nei cantieri, per assistere le imprese e verificare insieme a loro l'assoluto rispetto delle normative in materia di sicurezza. Un impegno che nell'ultimo anno ha visto 445 visite nei cantieri di tutto il territorio dell'area metropolitana di Venezia, isole della Laguna incluse, 337 corsi di formazione e oltre 3.200 ore di formazione erogate con più di 2.600 persone formate. E ora il patto di amicizia sottoscritto tra Venezia e Hiroshima. I sindaci di Venezia, Luigi Brugnaro, e di Hiroshima, Kazumi Matsui, hanno formalizzato per iscritto un accordo che ha mosso sui primi passi nel 2021 per promuovere una varietà di scambi tra le due città e i rispettivi paesi al fine di aiutare a approfondire la comprensione reciproca e l'amicizia tra i cittadini, promuovendo la pace nel mondo. Venezia difendeva i convogli militari e attraverso le navi da guerra difendeva la pace. Purtroppo la guerra non è giusta, è una grande tragedia. Impegno particolarmente per la generazione giovanile, perché loro non sanno quanta tragedia porta una guerra, senza avere la guerra a sviluppare la vita, cultura e economia. Tra il conflitto russo-ucraino e nella Terra Santa, ma non solo, Venezia si rende disponibile per un'eventuale convenzione internazionale di pace. L'idea base è che le città, che nel rapporto tra città possono nascere poi i dialoghi, appunto i luoghi di discussione per parlarsi. Quando tu chiudi il libro, no? Il leone chiudeva il libro, si era in guerra. Noi dobbiamo tenere sempre aperto il libro, essere sempre disponibili a parlare. Per cui in città che sono simbolo del mondo, per la bellezza, per la cultura, per la pace, perché quello che è successo in passato, ecco, possono diventare elementi di unione, utili per trovare la pace. In prospettiva futura, inoltre, il legame Venezia-Giappone ha alle porte la prossima esposizione universale Expo Osaka 2025. A 78 anni dalla sua morte il marinaio chioggiotto Fulvio De Antoni riposerà nella sua città. Partito per la Seconda Guerra Mondiale, fatto prigioniero in Germania, era deceduto per tubercolosi ad appena 21 anni nel gennaio del 45 a Norimberga, sepolto nel cimitero militare italiano d'onore di Francoforte. Le sue spoglie sono state consegnate alla sorella Leda e al fratello Gilberto, ultra novantenni, che si erano battuti per il rimpatrio con una cerimonia religiosa di commemorazione questa mattina nella chiesa di Sant'Andrea di Chioggia. Era l'ultima notizia per questa sera, grazie per essere stati con noi. Adesso le previsioni del tempo, a seguire l'edizione di Treviso. Arrivederci. Per la tua casa vuoi sicurezza e comfort? Nel nostro showroom trovi serramenti efficienti e consulenza specializzata. Ti aspettiamo in via 13 Martiri 106 a San Donà di Piave. Bentrovati al meteo. Prevarranno ancora condizioni stabili sull'Italia per la presenza dell'alta pressione, che garantirà tempo asciutto e anche un clima insolitamente mite per il periodo. Vediamo allora insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di giovedì 16 novembre evidenzia un ampio soleggiamento. Nella prima metà di giornata avremo un cielo sereno o poco nuvoloso. A seguire nuvolosità in aumento fino a cielo anche coperto, più probabilmente verso sera, e sulla pianura localmente si formeranno delle nebbie.
Temperature in lieve e locale calo, minime sui 3-7 gradi, massime comprese tra 12 e 14 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso tanto sole con cielo sereno o con poche nubi a carattere sparso. Locali annuvolamenti nel pomeriggio. Temperature minime tra 2 e 8 gradi, massime invece comprese tra 14 e 18 gradi all'incirca. Spostiamoci infine sul Trentino Alto Adige, dove il tempo risulterà abbastanza soleggiato, salvo la presenza di qualche nebbia mattutina. Temperature minime intorno a 1-2 gradi, massime sui 13 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Per la tua casa vuoi sicurezza e comfort? Nel nostro showroom trovi serramenti efficienti e consulenza specializzata. Ti aspettiamo in via 13 Martiri 106 a San Donà di Piave.